Salve, sono Nicolò Lunardi. Adesso mi presenterò bene. Salve, non so se si vede bene. Comunque adesso vi farò vedere come battere Nardo e Super 4. Cominciamo dal tipo lotta. Per battere il primo tipo, quello di tipo lotta, mettiamo un Pokémon che sappia usare gli attacchi di tipo fuoco, come sia. A proposito, non ho usato i trucchi. Deve avere anche Zekrom. Bene, allora partiamo. Ho già battuto N. Quindi comunque ho 11 anni. Io adesso ovviamente non leggo quel che dice, che non voglio perdere tempo. Adesso alzo un po' il volume. Scusate un po' di tosse. Un po'. Annutirò ogni 5 minuti. Ma è super efficace, visto? L'attacco del tipo fuoco è super efficace su quell'eleottero. L'attacco del tipo fuoco è super efficace su quell'eleottero. Wow. E il Waffle che è un tipo lotta, io uso il saggio. Non so cosa. Il tipo psico può battere il tipo lotta. Io non ce li ho in squadra, quindi Thor è sempre un tipo lotta. Brutto colpo. Decido solo io con Evercore e di Waffle. È un tipo veleno e lotta, quindi io non so come batterlo. Nero contro Krogan. Nero usa oltraggio. Pensate, è sia di colore nero. E che di colore bianco. Con le due. E solo un tipo lotta e basta. Guardate, ancora vivo. Super efficace.
Adesso per l'ultimo Pokémon. Adesso uso Drago Volide come uno stupido. Basta il pugno, me l'ha distrutto, userò un altro Pokémon. Cioè, è il mio nemico più forte, l'ho battuto solo con uno. Io direi di usare Zuanna. No, ho sbagliato. Se usare pietra taglio super efficace su tipi volant. Quindi io uso volo. Il suo altro Pokémon sarà Milmeo, tipo normale e rotta. Visto? Vediamo che usi cancino volo, però io uso tifone. È velocissimo, guarda. Anche molto forte. Grazie Marzio. Vabbè, questo era il primo filmato, ce ne sono altri 4. Ci vediamo nel prossimo filmato. Ciao.